c'è chi l'ha guidato, che ho sentito, che è un collega appunto della linea, che vero che è comodo rispetto a un mezzo a gasolio che magari si utilizza tutti i giorni, magari come in ACTV, ma presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica, basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Pensate a un 47H elettrico che fa fatica a sterzare in quella rotonda, mentre un mezzo a gasolio riesce meglio a eseguire la manovra. Questo è un dato di fatto, quindi sarebbe il caso anche di magari far correre di mezzi più piccoli del caso se elettrici, perché appunto le strade siamo sicuri che siano adeguate a quel tipo di mezzo, a quella stazza di mezzo, vuol dire per lunghezza, per larghezza, per dimensione, per peso. A parlare è Marco, questo un nome di fantasia, ex dipendente della Linea, l'azienda il cui amministratore delegato è indagato insieme a 2 dirigenti del comune di Venezia per la strage avvenuta sul cavalcavia di Mestre lo scorso 3 ottobre. A detta sua i bus elettrici non avrebbero la stessa sterzata di quelli a gasolio, rendendo così difficoltose molte manovre. E anche se non possiamo sapere quanto implichi questa dichiarazione, resta un dato di fatto che quella sera il bus condotto da Rizzotto ha sbattuto ben 27 volte lungo il guardrail prima di precipitare di sotto. Marco evidenzia poi che spesso questi mezzi elettrici vengono guidati da più autisti nell'arco della stessa giornata. Non c'è il tempo materiale per il mezzo di una congrua sosta, diciamo, per raffreddarsi piuttosto che raffreddare i freni o comunque un attimo di pausa, diciamo, anche per lui. Anche i mezzi sono sotto stress. Quel mezzo nello specifico è stato guidato da 4 persone. Il povero Alberto che è morto era il quarto autista che guidava quel mezzo. Poi denuncia. Non vengono fatti corsi di formazione specifica sull'utilizzo del mezzo, oppure corsi antincendio, corsi sulla sicurezza o primo soccorso. No, arriva un collega che ti spiega la linea e che ti spiega quei 2 o 3 tasti da usare. Oppure l'affiancamento te lo fa personale non in organigramma aziendale. Quindi mi faccia capire, in una situazione d'emergenza voi non siete in grado di intervenire. Io personalmente no. E i suoi colleghi neanche, visto che non sono stati formati adeguatamente. Assolutamente sì.